Un momento complicato, difficile per lo sport, è la ripartenza dopo mesi che veramente ha colpito duramente lo sport della nostra regione e dell'Italia, di tutta l'Italia. Dobbiamo partire con coraggio, con grinta e far capire che lo sport è indispensabile per una nazione che vuole essere grande. Certamente avremo grandi problemi perché il 50% delle società sportive della nostra regione vivevano con le piccole sponsorizzazioni e facevano però uno sport molto importante, quello di base, quello di far crescere i nostri ragazzi, di portarli via dalla strada, di portarli via dalla droga, di portarli via da quei problemi che ci sono attualmente, e solo attraverso lo sport credo che si farebbe una grande squadra. E allora un invito anche alle istituzioni di fare la massima attenzione perché lo sport rimanga nel DNA dei veneti e degli italiani. Noi abbiamo avuto innanzitutto l'attenzione da parte del CONI nazionale che ha stanziato la metà del patrimonio che era a disposizione delle regioni per il Veneto state 200.000 a favore delle società sportive, ma questo si è aggiunto, e dobbiamo dire anche un grande grazie, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha erogato 750.000 euro a favore di quelle società sportive che devono sanificare gli impianti, che devono pagare le bollette, ed è l'unica fondazione in Italia che ha ritenuto che lo sport non può essere dimenticato. Beh, oltre ai problemi economici che ha sottolineato il Presidente del CONI Veneto, una grossa preoccupazione che abbiamo come responsabili di federazioni è la disponibilità delle palestre, in particolare le palestre scolastiche. L'80% delle nostre società utilizzano palestre scolastiche e con alcune disposizioni emanate dal Ministero non si capisce esattamente la responsabilità e l'impegno e la disponibilità di questi impianti che possono essere utilizzati per le nostre società.